In queste settimane ne abbiamo parlato tanto, le Olimpiadi sono un evento turistico, sono un evento sportivo chiaramente, sono anche un evento economico perché si parla di ricettività, si parla di economia, si è parlato anche di infrastrutture, quindi tentiamo di capire cosa sarà per la provincia di Belluno il futuro dell'economia e ne parliamo con Franco Roccon, che è presidente per la provincia di Belluno dell'Usarci, Unione Sindacato Agenti e Rappresentanti Agenti di Commercio, ed è anche segretario regionale sempre di Usarci. Intanto buongiorno. Buongiorno, intanto grazie. Diciamo che si sta chiudendo un evento veramente eccezionale, no? E sull'eccezionalità io anche in questi giorni ho parlato con i miei colleghi agenti, c'è stata proprio l'eccezionalità sia negli acquisti, sia nel merchandising, sia nelle operazioni alimentari, nel commercio, insomma. Non possiamo che parlare bene, ecco, al di là dei gufi che guffavano che andasse tutto male. In realtà qui è stato un evento eccezionale che ci ricorderemo per i prossimi 70 anni finché non faremo di nuovo le Olimpiadi nel Veneto, però diciamo che l'organizzazione è stata perfetta, anche la gestione del traffico piuttosto che dei permessi, delle cose così, molti volontari, io li ringrazio davvero di cuore, hanno dato un supporto anche ai miei agenti, bastava chiedere un pass e si veniva a lavorare, quindi bene, quello che so è che un'incidenza a queste Olimpiadi solo adesso ha avuto un'incidenza attorno al 20% di ordini in più. Ci aspetteremo ovviamente tutto quello che avviene dopo questo, dopo i 2 miliardi di persone che hanno visto Cortina, che ci sia un ritorno davvero importante. Ed è questo l'obiettivo dello sport, oltre che affrancarsi tra 1000 cittadini che di altre provenienze, aiuta ad aprire la mente e questa è stata l'operazione forse migliore di tutte. In questi mesi, in questi anni ormai in cui abbiamo parlato di queste Olimpiadi, di queste Paralimpiadi, il tema è sempre stato quello dell'eredità. Lei ha citato prima alcuni dati relativi al momento olimpico. La prospettiva per il futuro, chiaro, non guardiamo ai 70 anni prima delle prossime Olimpiadi, ma in questi anni cosa ci possiamo aspettare? Intanto una riconversione di alcuni settori commerciali, no? L'occhiale è un po' in difficoltà, dovrà essere riconvertito, pensare al manifatturiero in modo diverso, insomma io spero che i giovani abbiano capito la lezione di investire in questo che è stato un messaggio importante per l'economia bellunese, no? Non solo occhiali ma tutto anche il resto, anche l'alimentare stesso, le capacità che hanno avuto le imprese di mostrare il proprio valore anche nell'assaggio della parte alimentare locale, un passaggio molto ma molto importante che dazi o non dazi farà aprire nuove frontiere. Ecco, ci dobbiamo aprire a questo, anche al commercio, riqualificando alcuni settori importanti. Forse le Olimpiadi ci hanno insegnato una cosa importante, che eravamo un po' seduti e questo ambiente, diciamo così, universale ci aiuterà a ragionare anche in termini economici diverso. Non lo faremo da soli, lo abbiamo bisogno delle università per dare ovviamente un aiuto anche ai nostri giovani di prepararsi, ma io sono molto ma molto fiducioso, ho visto molto entusiasmo anche e soprattutto da questi ragazzi, da questi giovani e anche nel settore commerciale. C'è poi un capitolo importante che è quello della ricettività legata alle Paralimpiadi, quindi all'accessibilità alle persone diversamente abili. Anche questo sarà un modo, perché ha portato molte strutture alberghiere, ricettive a aggiornarsi, a rinnovarsi, quindi anche questo può portare economia, può portare turismo, quindi può portare ricadute positive su questo territorio. Era impensabile 20 anni fa che un albergo riqualificasse la propria accessibilità, no? Ecco, qui è cambiata la sensibilità, è cambiato ovviamente il raffronto con il cliente, anche il cliente che è un portatore di handicap ha le sue necessità e bisogna adeguare le strutture a queste cose qui. Adeguare le strutture vuol dire aprire all'edilizia, aprire alle infrastrutture adeguate, quindi c'è tutto un movimento dietro. Ecco, ci aspettano altri 10 giorni di Olimpiadi, di Paralimpiadi e sarà significativo vedere come reagiscono gli utenti, diciamo chi arriva dall'estero, a queste nostre strutture che sono state riqualificate. Faccio un applauso a tutti gli alberghi, a tutti gli operatori economici perché hanno saputo cogliere al balzo la questione. Sono arrivato un pelo in ritardo, qualcuno? Sì, certo, ma ne vedremo ovviamente da qua in avanti tutte le ricadute positive. Anche per i Paralimpici sarà un momento importante anche per la nostra provincia. Grazie ancora Franco Roccon. Grazie a voi, grazie e buon lavoro.